caro amico, per cui chiamo il dottor Enrico Vidali, Fondazione Banca degli Occhi, che ringrazio molto perché c'è stato un rapporto particolare nella nostra sezione, sono stati molto presenti e disponibili. Eccoci, si sente? Adesso meglio. Buongiorno a tutti, io vi porto i saluti del nostro presidente, il dottor Di Falco, della direzione sanitaria, il dottor Ponzin, i saluti del dottor Stefano Lecca, che è il nostro membro del consiglio di amministrazione, rappresentante dell'AIDO del mondo del volontariato, e il saluto di tutta Fondazione Banca degli Occhi, ma soprattutto porto davvero il nostro forte, direi fortissimo grazie a tutti voi per il vostro impegno, per la vostra sensibilità, per la vostra attenzione, perché siete davvero instancabili protagonisti della cultura del dono e nelle tante serate che noi partecipiamo e nei tanti vostri incontri davvero percepiamo questo grande impegno e questa grande forza del volontariato, direi che davvero porta la cultura della donazione alla sua massima espressione. Quindi grazie davvero, grazie di cuore da parte di tutta Fondazione Banca degli Occhi. Grazie e complimenti intanto per la locandina, perché mi è piaciuta tantissimo. Allora, il mio intervento, ieri stavo pensando cosa dico, ho telefonato anche a Luca, ho detto Luca dimmi quanti minuti devo stare, e finché la stavo facendo alla fine ho detto no, la stravolgo tutta perché a me piace troppo questa locandina. Mi piace troppo perché ci sono due elementi che mi hanno fatto davvero molto riflettere. Innanzitutto il titolo, La gioia nel dono, molto interessante questo, quasi una provocazione direi, la gioia nel dono. E poi queste mani. Allora io ho un po' modulato il mio intervento su questi due elementi, dopo vediamo se ce l'ho fatto o no. Perché dico le mani? Ma le mani intanto mi hanno fatto riflettere perché queste mani così aperte alla vita, però sono mani colorate. Allora vedevo le differenze, i colori e pensavo, beh, in fondo è la missione di Fondazione Banca degli Occhi, che è quella di ridare la gioia di vedere, di ridare la gioia alle persone di vedere i colori di queste bellissime mani, di percepire le differenze. Allora ho messo anche il titolo, ridare la gioia di vedere, aggiungendo poi una frase, un elemento che per me è fondamentale, insieme. Il nostro lavoro e tutto quello che noi facciamo lo facciamo insieme a tante altre persone e lo facciamo insieme ad AIDO. Noi esistiamo perché c'è il grande vostro lavoro di sensibilizzazione, noi esistiamo grazie alle persone che dicono sì alla donazione, alle loro famiglie che dicono sì alla donazione, a tante persone che contribuiscono in qualche modo. Idealmente quelle mani portano il dono, per noi è il dono dei tessuti oculari che contribuiscono, dicevo, a ridare la gioia di vedere a persone che possono ritornare a vedere quelle mani. Penso ai coordinamenti ospedalieri trapianti, qua c'è il dottor Marcante, penso ai medici e agli infermieri che lavorano con passione e con dedizione negli ospedali, penso al dottor Feltrini, a tutto il suo gruppo, penso alle tante persone che contribuiscono perché questo dono possa andare a buon fine. Penso ai chirurghi oftalmologi che effettuano il trapianto e quindi l'elemento insieme è un elemento straordinariamente importante. Perché dico queste mani? Beh, perché in fondo io ho cercato un po' di rappresentare come una persona, dopo mi pare avremo una testimonianza di una persona che ha ricevuto un trapianto di cornea, in qualche modo una persona che
ha la cornea colpita da una malattia oculare, ad esempio come un keratocono, vede il mondo, vede il suo mondo, vede queste mani, ma vede il mondo tutto attorno un po' nella nebbia, come potete vedere. Oppure un bellissimo cesto di fragole con dei contorni davvero sfumati. Ecco, il nostro impegno è per tornare a ridare la gioia di vedere a quella persona, a ridare la gioia di vita a quella persona, banalmente guidare la macchina, leggere un libro, vedere un tramonto, andare in bicicletta, cose che noi che abbiamo il bene prezioso della vista, per noi sono quasi banali sì, forse a volte certi doni non ci soffermiamo troppo a pensarci, però per persone che hanno malattia agli occhi, ecco, il dono dei tessuti oculari è davvero fondamentale. Sto andando indietro, adesso vado avanti, bene. Ecco allora che non ci stupisce questo passaggio e questa lettera di Alessia, che ha ricevuto un trapianto, che ci dice che lei ha ritrovato proprio la gioia di vedere e le ombre silenziose se ne sono andate. Ma un dato vi vorrei dare subito per testimoniare il grande lavoro di tutti noi, davvero di tutti noi. Pensate, il 62% dei trapianti di cornea che vengono effettuati in Italia provengono da cornee raccolte, selezionate e inviate alla Fondazione Banca degli Occhi. È un dato straordinario che colloca la Fondazione Banca degli Occhi come prima banca in Italia e primissima in Europa e al mondo, ma soprattutto dice che cosa? Beh, dice la grande solidarietà del nostro territorio, in particolare della Regione Veneto. Noi siamo anche centro di riferimento del Friuli Venezia Giulia, e quanto importante sia parlare, informare correttamente, andare sul territorio, perché comunque c'è sempre tanto lavoro da fare. Queste mani possono essere viste, questi colori possono essere così apprezzati, e adesso dalle mani passo un po' al titolo La gioia del dono, sottolineando una frase che sembra quasi banale: non c'è trapianto se non c'è donazione. Il nostro grazie va alle tante famiglie che dicono sì alla donazione, e quella frase, la gioia nel dono, mi ha fatto venire in mente un passaggio che lo trovate nel nostro periodico, di una moglie di un familiare di un donatore, che ci ha scritto una bellissima lettera nella quale, che abbiamo pubblicato appunto nel nostro periodico, moglie di un donatore, che è un sindaco del nostro territorio, e qua torna anche, no? Quando anche gli amministratori, quello che diceva il sindaco Ruopo, quando anche gli amministratori ci credono in questa campagna di informazione nell'opera della scelta in comune, ecco che lei ci dice: se dico dono penso a un regalo fatto con amore, quella telefonata le mie lacrime di gioia, sembrerà stupido ma ero felice che avesse potuto fare l'ultima cosa in cui credeva molto, donare una parte di sé a chi ne aveva bisogno, ero felice che qualcosa di lui potesse rendere felice qualcuno permettendogli di vedere. La donazione ha trasformato il dolore. Frase straordinaria questa: la donazione ha trasformato il dolore. Così è nata l'associazione Alessandro Bovis. Si riferisce al suo marito, che era sindaco di Carmignano del Brenta. E ancora ho cercato nelle lettere dei familiari donatori la parola gioia, no? Per giustificare un po' questo titolo che mi aveva davvero molto provocato. Elisa Milena Susi: la donazione del papà, donare un segno di amore e di generosità gratuito è la consolazione più grande di fronte alla perdita di nostro papà. Sapere che lui ha ridato speranza a chi la stava perdendo ci riempie il cuore di gioia. Ecco allora, grazie per questo titolo che davvero è in sintonia
con anche il sentimento che noi sentiamo da parte delle persone, dei familiari che dicono sì alla donazione. Chi siamo? Nei tanti incontri che ho fatto con voi, cari amici dell'Aido, dovrei magari chiedere se vi ricordate, insomma, se sono stato efficace. Allora, noi siamo la Banca degli Occhi, la Fondazione Banca degli Occhi, siamo il centro della Regione Veneto per la donazione dei tessuti oculari, delle cornee, quindi siamo centro di riferimento del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Collaboriamo con la provincia autonoma di Trento e collaboriamo anche con altre regioni in Italia, ovvero riceviamo i tessuti oculari. In Veneto e in Friuli vanno i nostri medici a prelevare, in stretto contatto con i coordinamenti ospedalieri, col centro regionale trapianti delle rispettive regioni. Nella nostra struttura abbiamo la sede all'ospedale dell'Angelo, in un padiglione dedicato al professor Ramma, il nostro fondatore, che l'ha fondata nel 1987. Nella nostra struttura, vi dicevo, vengono processati, selezionati, conservati per circa 30 giorni questo grandissimo dono e poi inviati ai centri di trapianto. Vorrei darvi solo due numeri. Nel 2021 5.530 tessuti, un dono straordinario. Direi quasi che il Covid non ha mai sconfitto, secondo le nostre donazioni, non ha mai sconfitto il senso di solidarietà delle persone, e grazie a una rete efficiente ed efficace siamo riusciti a fare dei numeri davvero molto importanti. Pensate, 51, questo è davvero un dato molto significativo, 51 i tessuti come media settimanale di donazioni, e vediamo come la provincia di Vicenza è davvero ai primissimi posti anche con il numero di donazioni. I tessuti vengono selezionati nel nostro laboratorio, vengono conservati, io lo chiamo un po' il cavò, no? Il nostro cavò che non contiene soldi ma contiene un dono prezioso in questo frigo a 31 gradi, e poi vengono inviati ai centri di trapianto. Ecco, la Banca degli Occhi è, diciamo così, una, tra virgolette, eccellenza nel suo settore, in un settore bene specifico, collabora con circa 200 centri di trapianto in Italia e all'estero, con oltre 350 chirurghi, e questa è un po' la mappa che io chiamo anche della nostra solidarietà, cioè di un dono che non solo si ferma in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, le regioni di riferimento, ma travalica i confini regionali, va nelle strutture italiane e anche va nelle strutture all'estero. Quindi un 4.660 trapianti nel 2021 è davvero un dato molto importante. Ricordatevi, e vado a chiudere perché Presidente mi avevi detto pochi minuti, vorrei che vi portaste a casa questa immagine, l'immagine di un ponte, perché noi mettiamo in collegamento il mondo della donazione e il mondo del trapianto, che ha un pilastro fondamentale: si regge sulla fiducia del lavoro reciproco con tanti colleghi, con la fiducia di noi e voi che lavoriamo nel territorio e portiamo il messaggio della donazione, con la fiducia che i cittadini devono avere nell'Aido, nelle strutture sanitarie, nelle banche, nelle strutture che operano i trapianti, perché in qualche modo quelle mani che sono in copertina nella locandina prendono questo dono, l'accompagnano e l'accompagnano fino al tavolo operatorio perché il chirurgo possa ridare la gioia di vedere. Questi sono i nostri numeri più in generale: 5.500 appunto vi dicevo tessuti raccolti, 4.660 tessuti distribuiti. Abbiamo un'attività di ricerca molto complessa con 12 ricercatori che portano avanti progetti di ricerca sulle malattie degli occhi, in particolare sul keratocono, sul glaucoma, sulla retina, sul miglioramento anche delle tecniche di trapianto.
abbiamo un'area monitoriale e vedete i numeri che sono stati fatti nel 2021, abbiamo contatti con 45.000 famiglie. Quella pallina con il numero dice molto poco, vorrei che dicesse molto di più. Dice un lavoro costante di informazione e sensibilizzazione, dice grandi e belle amicizie e bel rapporto con voi, amici dell'AIDO, dice fiducia e attenzione con i colleghi che operano nei coordinamenti ospedalieri trapianti, dice un periodico come questo che va a 45.000 famiglie, e il prossimo numero ospiterà un intervento della Presidente Paola, dice tante attività che abbiamo fatto insieme, che faremo insieme, eventi musicali nel territorio, per un filo rosso che collega un po' tutti noi per il raggiungimento di un obiettivo, che è quello di rispondere a un bisogno di salute, il bisogno di salute dei nostri concittadini. Chiudo con due proverbi africani. In realtà questo non sapevo che fosse africano, io l'avevo visto con i miei figli, non so se qualcuno di voi conosce, c'è una serie che si chiama Me contro te, che ha avuto tanto successo. I miei figli mi hanno detto: papà, guardala con me, con noi, perché io ho 3 figli, quindi insomma, vabbè, ho detto, e ho sentito questo: da soli si va più veloce, insieme si va più lontano. Miseria, ho detto, ma questo è un bellissimo. Poi ho cercato anche, non è solo di me contro te, ma è un proverbio africano. Ecco, mi piace ricordarlo, perché davvero io sono convinto di questo. Nella mia esperienza, prima ricordavamo con il presidente di Rossano Veneto, eccolo lì, e anche con altri amici, insomma, oltre io sono da 21 anni che lavoro in fondazione e davvero sono convinto di questo, cioè i grandi risultati arrivano grazie alla collaborazione di tutti, e quindi grazie ai coordinamenti, grazie all'AIDO, grazie al Centro Regionale Trapianti, grazie a tante persone che mettono il loro contributo. Non da ultimo abbiamo avuto l'intervento dell'assessore Lanzarini, la nostra regione, che ci ha sempre sostenuto anche nei momenti forti di smarrimento come la passata crisi del Covid.